ridi, no, diciamo che è chiaro che si è creato questo sondaggio, no? Certo. C'è un collega, senza stare a fare nome, che sostiene che col lavoro di cameriere con le mance lui a una mia domanda precisa, come sta andando con le mance, dazzicami un po' di alimentazione, perché sennò qua mi si interrompe questo video, è un documento interessante questo. E lui la risposta è: oggi ci ho rimesso. Allora la mia domanda, perché già un collega, non il protagonista, ha portato il suo voto, ha detto la sua, lei, da collega del collega, con le mance, come sta andando? Cioè la giornata come è andata? Non ci lamentiamo, Ci hai rimesso? ma direi di no. Secondo te ci si può rimettere? Ma certe volte alti e bassi. La domanda è più chiara e corretta: ci si può rimettere? Diciamo che è un aiuto in più che, insomma, sullo stipendio, no, di sicuro no, non ci si rimette, no. Quindi è la sua risposta definitiva, come direbbe, non ci si può rimettere, o ne sei convinto? Alti e bassi, ti ripeto, alti e bassi. Giorni ci si rimette. Giorni ci si rimette, quindi ci si può rimettere. Ci si può rimettere. Quindi c'è un secondo voto, ci si può rimettere. Quindi abbiamo sul sondaggio non ci si può rimettere, il primo tuo collega. Tu sostieni anche tu che ci si può rimettere. Alcuni giorni. De certo è che tu stasera, quando una persona ti lascia un bound, un scudo di mancia, 5 euro, e gliene devi dare 5 di resto, e gli dici: se non ci avessi i 5 io ti dico non ci rimetti mai quando ti raddoppi da sola la mancia, questa è una certezza. E quindi stasera te sei raddoppiato la mancia, io ho fatto pippa, l'ho accettato, certo così non ci si può rimettere. Secondo te sto male? No. Però tu dici che ci si può rimettere, e quindi 1-1 il sondaggio è sempre più interessante. Se ti raddoppi la mancia da solo, certo ci rimetti. Che crisi, la vita.